Serviva una legge quadro per iniziare a ragionare concretamente sull'autonomia. Guardi, questa è una scelta politica, una scelta che fa il Ministro, che rispetto, visto e considerato che deve farla lui, noi avremmo fatto magari più velocemente, se avessi potuto decidere magari avrei fatto subito l'intesa, però vabbè. È una modalità giuridica per arrivare all'intesa, ne prendiamo atto, l'importante è non perdere tempo. Ormai potremmo dire che 17 regioni su 20 hanno avviato il processo di autonomia o ce l'hanno già come le 5 regioni autonome. Questo è la dimostrazione che non è assolutamente la secessione del nord, la secessione dei ricchi o altre boiate che ho sentito dire, visto e considerato che ci sono regioni del sud che chiedono autonomia. Come si spiega il silenzio dei grillini dato che sono comunque al governo? Lo dovreste chiedere a loro, perché quando c'era il ministro Stefani, povera, che si è data veramente un grande da fare e ha attivato tutti i tavoli tecnici, ricordo che 3 volte al giorno c'erano 3 uscite differenti per parlare male dell'autonomia e del progetto di autonomia. Probabilmente hanno cambiato idea, folgorati sulla via di Damasco. Se sono rose fioriranno, io la vedo così, sono un pragmatico, ho l'onore di rappresentare tutti i veneti e ho l'obbligo di essere obiettivo. Davanti a 2.328.494 veneti che sono andati a votare, so di rappresentare tutte le idee politiche ed è giusto che l'autonomia sia assolutamente concretezza e obiettività. Quindi se sono rose fioriranno. Presidente, c'è stato il plauso di tutti i presidenti di regione di fronte alla legge quadro che dovrà fare da cornice finalmente l'autonomia differenziata. Tra l'altro sembra che adesso tutti i presidenti di regione vogliano questa autonomia sulla scia di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Lei cosa ne pensa? Penso che oggi siano importanti tempi. Si parla da tanto tempo di autonomia, diversi anni fa ormai sono stati fatti i referendum in Veneto e in Lombardia con una grande partecipazione popolare. Oggi è necessario dare quello delle risposte e lo dico da presidente di una regione a statuto speciale che sa cosa vuol dire essere autonomi. Autonomi significa responsabilità prima di tutto, quindi avere delle competenze con delle risorse che rimangono sul territorio a costo zero per lo Stato, perché io ricordo la Regione Friuli-Venezia Giulia ha preso delle competenze con delle risorse che rimangono sul territorio che semplicemente sono quelle che prima pagava lo Stato, perché si è quantificato quanto costa quel servizio che la Regione svolge invece dello Stato. Se noi andiamo in quella direzione sono convinto che ci sarà un miglioramento generalizzato per il Paese, perché si avvicina il governo ai cittadini, perché lo Stato può fare la grande programmazione, fare le grandi scelte strategiche e ovviamente mantenere le competenze che sono prettamente di carattere nazionale, ma poi si devolve al territorio la capacità di dare risposta al cittadino ed è quello, penso e mi auguro, che tutti i rappresentanti politici vogliano e credano di dover fare. C'è stato però uno stallo per 1 anno e mezzo dove l'autonomia è stata osteggiata e c'era la Lega al governo, è stata osteggiata in tutti i modi. Adesso arriva il ministro Boccia e con il Movimento 5 Stelle che osteggiava l'autonomia non ha espresso nessuna perplessità, va tutto bene. Che analisi fa di questo atteggiamento politico? Cos'era l'antipatia verso Salvini? Devo dire che dalla campagna elettorale delle europee e successivamente si è aggravata ancora di più la situazione, il Movimento 5 Stelle aveva incominciato a fare un'opera di disturbo rispetto all'azione di governo e ha purtroppo coinvolto anche l'autonomia, non solo l'autonomia, penso alle grandi opere, penso a tutte le battaglie che stavamo facendo per l'abbassamento della pressione fiscale e per questo la Lega ha voluto finire l'esperienza di governo, perché il governo non può servire per mantenere una poltrona ma per portare avanti gli impegni presi con i cittadini di questo Paese.